Allora, eccoci, siamo in diretta Facebook dal Consiglio regionale. Infatti ci scusiamo per il ritardo e anche per la mancanza di Cristian Sergo, che non può essere al momento con noi, arriverà dopo, in quanto sono ancora aperte le audizioni degli assessori in aula e dove si sta trattando il tema del recovery plan, il Next Generation, che devo dire anche quello merita magari nei giorni successivi un approfondimento e quindi possiamo già dire che faremo una diretta anche per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi invece trattiamo un altro tema legato alla sanità e più in particolare all'emergenza Covid, facendo subito una precisazione. Dell'emergenza Covid se ne è occupata fin dall'inizio la giunta regionale, il presidente e l'assessore Riccardi. Diciamo, da qui nasce una prima considerazione da parte di tutte le forze politiche, in particolar modo delle minoranze e quindi anche noi del Movimento 5 Stelle. Denunciamo il fatto che tra la giunta regionale che si è occupata direttamente in quanto organo decisionale e amministrativo dell'emergenza Covid e il Consiglio regionale c'è stata poca, scarsissima collaborazione. Questa scarsità di collaborazione e anche, devo dire, di informazioni, no, sulla situazione pandemica non è stata solamente in capo alla Giunta, ma devo dire anche in capo alle direzioni generali delle aziende sanitarie, che a nostro avviso, e non solo a nostro avviso, anche ad avviso di molti professionisti e operatori del settore, nascondono delle responsabilità ben precise su molti dei punti critici. Quali sono i punti critici evidenziati dal sistema sanitario nel suo complesso e dai professionisti? Ospedali pieni, una mortalità molto più alta nella nostra regione rispetto alla media nazionale, la sofferenza nella gestione ordinaria della sanità, come ad esempio il ritardo all'accesso delle visite diagnostiche, specialistiche e agli screening, la sospensione di gran parte degli interventi chirurgici, l'abbandono di percorsi terapeutici e l'allungamento delle liste d'attesa. Queste qui sono tutte criticità di cui le forze politiche in Consiglio regionale hanno chiesto conto alla Giunta regionale attraverso interrogazioni e anche mozioni, ma che queste risposte non sono di fatto arrivate. Ora, cerchiamo di dedicare questa diretta Facebook a fatti, diciamo, più concreti e soprattutto intervenendo sui numeri. Partiamo da questa considerazione. A fine estate 2020, diciamo, dopo la fine, chiamiamola così, della prima ondata Covid, ricomincia a crescere la curva dei contagi. Ok? A fine estate, stiamo parlando di fine settembre 2020. Di conseguenza aumentano i ricoveri e già si capisce, già tra fine settembre e inizio ottobre si capisce che la situazione inizia a farsi grave. A questo punto, diciamo, inizia il focus tematico di questa diretta Facebook. L'assessore Riccardi dice che ci sono 175 posti totali di terapia intensiva. A questo riguardo, però, proprio su questa cifra, 175 posti totali di terapia intensiva, il sistema inizia a scricchiolare, in un certo senso a ribellarsi, e arriva la prima lettera
degli anestesisti rianimatori, che ricordiamo sono, diciamo, la linea del fronte in termini di Covid, ok? In termini di pandemia. Quindi a fine settembre, inizio ottobre arriva la prima lettera degli anestesisti rianimatori che smentisce di fatto questo dato: 175 posti totali di terapia intensiva. Quindi mi rivolgo immediatamente ad Andrea, che per quanto riguarda il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Regione FVG si occupa di sanità, è titolare della terza commissione sanità, e quindi rivolgo a lui questa prima domanda. 175 posti di terapia intensiva dichiarati dall'assessore alla sanità Riccardi, Andrea. Invece gli operatori, gli anestesisti, i rianimatori smentiscono questo dato. Vuoi che partiamo da qui? È vero o non è vero che c'erano questi 175 posti? Allora, credo che gli anestesisti rianimatori abbiano voluto i primi giorni di novembre mandare questa lettera non per fare polemica, ma per fare una precisazione importante, perché quello che percepivano loro lavorando in prima linea è che in quei giorni i posti dedicati alle patologie Covid per quanto riguarda la terapia intensiva erano 45 e tutti quei 45 posti erano riempiti con pazienti critici gravissimi. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando sentivamo per televisione 175 i posti di terapia intensiva e magari sentivamo il numero 45, in qualche maniera la gente si tranquillizza, cioè c'è ancora margine, no, per occupare. Però quello che gli anestesisti ricordavano erano due cose. La prima appunto che i posti dedicati, che non sono tutti posti dedicati al Covid, in quei 165 ci sono anche i politraumi, ci sono anche gli interventi chirurgici che magari possono aver bisogno di posti di terapia intensiva e quindi in qualche maniera il totale dei posti letto doveva scontare una parte di posti letto intensivi, tra virgolette, puliti per anche la normale attività chirurgica o per un incidente, e dall'altra parte un numero molto più limitato per quelli che sono i posti letto Covid, tant'è che già appunto il 9 di novembre con questa lettera certificavano che i posti letto dedicati ai Covid erano pieni. Adesso non mi dilungo, già allora venivano segnalate anche altre criticità, ma non voglio dilungarmi su questo. Quindi questi 175 posti erano quelli che erano stati inseriti nel piano ospedaliero fatto ad agosto, in cui su richiesta del Ministero veniva chiesto di aumentare i posti letto, però si parla di posti letto attivati, quindi presenti 120, e di altri 55 che in realtà dovevano essere gradualmente attivati e consolidati, c'è scritto proprio anche nella delibera di giunta, per avere una disponibilità di 175. Ma cosa dicevano anche gli anestesisti rianimatori all'epoca di molto importante? Che posti letto di terapia intensiva non significa letti di terapia intensiva, perché ad avere dei veri posti letto serve personale, servono medici, infermieri H24 che come da linea guida internazionali possano in qualche maniera rendere possibile l'attivazione di questi posti letto, e questo evidentemente per la carenza di personale era una cosa difficilmente pensabile, per cui questi 175 erano sulla carta della delibera presenti, ma nella realtà difficilmente in qualche maniera attivabili subito, immediatamente, e quindi già all'epoca si erano sollevate alcune criticità rispetto a questa tematica. Quindi si può parlare di una comunicazione da parte dell'assessore alla sanità Riccardi fuorviante nella migliore delle ipotesi. Diciamo che si cerca di guardare la realtà raccontandola come sempre, anche con i numeri che vengono forniti, non per intero, no? Perché è vero che la programmazione riguardava 175, ma la realtà, la dura realtà è che già appunto il 9 di novembre essi parlavano di terapie intensive piene, no? Ma ti faccio una domanda, Andrea. Quindi questi 175 posti, diciamo, possibili ma non effettivi, mettiamola così, sono una sottovalutazione dell'emergenza o addirittura una sua negazione?
No, allora, intanto diciamo che la direzione, l'assessore e la direzione e anche i vari manager della sanità hanno dovuto adempiere a una richiesta che è stata fatta a tutte le regioni di programmare un aumento in percentuale dei posti di terapia intensiva presenti, e quindi era con quel piano, no, tra l'altro erano quelli, mentre su quello territoriale e anche sul programma operativo siamo una delle regioni che l'hanno consegnato in ritardo, su quello eravamo una delle 3 regioni che avevano presentato il documento anche nei tempi giusti. Però appunto presentare il documento e scrivere l'aumento sulla carta non era in qualche maniera un aver già attivato tutti i 175. Poi è arrivata a breve anche non neanche una smentita, ma una rassicurazione da parte di altri primari che gestiscono i posti di terapia intensiva, però appunto senza smentire le difficoltà e anche le criticità rispetto alla saturazione, per cui sì, in qualche maniera, probabilmente anche su stimolo dell'assessore, erano arrivati queste smentite, però che non chiarivano e non risolvevano quello che era già il problema di saturazione. E stiamo parlando, ecco, lo ricordo, l'hai fatto bene a ricordare tu, proprio i primi giorni di novembre, quando a fine ottobre mi ricordavo qualcuno, quando già stavamo per superare il tetto critico del 30% di posti di terapia intensiva, andava in piazza, no, gridando contro le restrizioni, quando la saturazione dei posti letto ospedalieri incominciava ad essere significativa, e quindi metteva in crisi un po' il sistema. Diciamo che poi il tema della terapia intensive poi è tornato in qualche maniera di attualità proprio pochissimi giorni fa, sia a seguito di una... Arrivo lì di fatti, Andrea, perché proprio esattamente come dicevi tu, questo tema delle terapie intensive evidentemente non si risolve nel corso del tempo. E infatti il 9 aprile 2021 arriva una seconda lettera di denuncia, proprio sempre dagli anestesisti. Che cosa dice questa seconda lettera del 9 aprile 2021, Andrea? Ma intanto, prima di parlare della lettera del 9 aprile, volevo anche raccontare, ma può farlo anche benissimo, forse anche Ilaria, sulle criticità che in qualche maniera lei aveva sollevato insieme con il collega Moretti presso l'ospedale di Gorizia. Non so se Ilaria volevi tu accennare proprio la richiesta e quella che era la domanda che facevate all'assessore. Sì, intanto saluto tutti. Noi praticamente, io e il collega Moretti, avevamo sollevato e l'avevo già sollevato tempo addietro con delle interrogazioni sia io che lui, proprio avevamo sollevato un problema rispetto all'ospedale di Gorizia. Perché lì in sostanza abbiamo un reparto, insomma, all'inizio era nato come ospedale Covid-free, poi per necessità alcuni reparti sono stati in qualche maniera utilizzati anche per pazienti Covid, e da lì però sono nate delle criticità, appunto perché da lì la medicina, che è stata convertita a medicina Covid, presenta, non ci sono, in sostanza di notte praticamente non è presente un medico che possa seguire i pazienti che lì sono ricoverati, e quindi questo comporta il fatto che debba eventualmente intervenire il medico di turno del pronto soccorso, e questo fa sì che se ci sono delle criticità in pronto soccorso o viceversa ci sono delle criticità in questo reparto, il medico anestesista o rianimatore è impegnato altrove, e quindi non può avere il dono dell'ubiquità e essere presente da una parte e dall'altra. E in questo periodo in cui abbiamo visto spesso codici rossi o codici gialli frequentemente nei pronto soccorsi, capite bene che questo è un problema, e questo non può essere
quando si converte un reparto a Covid ci deve essere anche il personale dedicato che possa seguire i pazienti, oltre alla presenza appunto di 2 infermieri, ma questa è una criticità enorme che ha il presidio di Gorizia, e avevamo segnalato anche altre criticità presenti proprio nel punto, insomma, nel punto di primo insomma, di Gorizia, che ovviamente preoccupano la popolazione, perché non è che io e Moretti ci siamo svegliati così di colpo, sono cose che ci vengono segnalate e soprattutto dalla popolazione, che si trova a vedere in qualche maniera cioè è ovvio che se uno vede queste criticità non sa più come si deve comportare nel caso in cui debba avere bisogno di rivolgersi alla struttura sanitaria. C'è già, e quindi qui noi in sostanza abbiamo chiesto garanzie all'assessore, perché poi anche è stato chiuso il reparto, sempre a Gorizia, è stata chiusa la cardiologia con l'unità coronarica, perché ovviamente avevano bisogno dei posti e anche del personale dedicato a questa per impegnarli nell'emergenza Covid. Ma però anche questo non va bene, no? Perché si lascia un territorio scoperto e soprattutto, visti i precedenti, abbiamo chiesto all'assessore di avere una garanzia che questa cosa non diventi una cosa definitiva, ovvero che porti alla chiusura poi della cardiologia con l'unità coronarica annessa, insomma, e quindi questa è una cosa alla quale, una delle tante cose alla quale non abbiamo ricevuto risposta da parte dell'assessore Riccardi o da parte comunque della struttura stessa e del dirigente, insomma. Ok, grazie. E nel frattempo, grazie Ilaria, e nel frattempo è arrivato anche Christian dall'audizione su il Next Generation. Ho avvertito, diciamo, chi ci segue, Christian, che sarà necessario fare una diretta Facebook, magari anche sui temi, le progettualità del Next Generation. Vediamo un po' quali sono le proposte della giunta regionale, che mi pare ammontino, che sfiorano i 10 miliardi, vero? Favolosi 10 miliardi. Senti Cristian, allora possiamo riprendere da te su il tema dei 175 posti di terapia intensiva. Te ne sei occupato anche tu, hai fatto anche tu delle interrogazioni. Ti hanno risposto la giunta su questi 175 posti di terapia intensiva, veri o presunti? Dici. Ciao, innanzitutto ciao ragazzi, e ovviamente un saluto anche a chi ci segue da casa. Ma ci hanno risposto, dovrei dire di sì, perché comunque l'assessore Riccardi all'interrogazione ha risposto in aula, era ancora il 25 novembre, noi avevamo da pochi giorni depositato una precisa interrogazione scritta, per cui non poteva sottrarsi. Ovviamente lo spunto anche in quel caso veniva dalla prima diatriba con l'Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Italiani, che già nel 9 novembre 2020 aveva segnalato quella che per loro era una grave criticità, e dove si diceva addirittura che posti letti di terapia intensiva, come pure quelli di terapia semi-intensiva, non sono quelli che corrispondono ai letti, ventilatori e monitor, ma i posti letti di terapia intensiva, per essere chiamati tali, a essere realmente effettivi, sono quelli che prevedono la presenza fissa H24 di medici e infermieri specializzati. È chiaro che noi, cosa è successo? La scorsa estate abbiamo fatto e predisposto un piano mandato a Roma, dove abbiamo indicato al Ministero della Salute che in Friuli Venezia Giulia noi possiamo avere fino a 175 posti letto di terapia intensiva, e questi ovviamente dovremmo dotarli anche del personale
preposto. Quindi per individuare questo numero ci doveva essere dietro anche appunto già previsto quello che doveva essere il personale che poi avrebbe coperto i turni di terapia intensiva. E questo in realtà poi ci siamo sentiti dire spesso e volentieri nel corso di questi mesi, poi perché appunto vi ricordavo era novembre, quindi siamo arrivati ormai al 14 aprile e ancora qui stiamo a discutere di quanti sono effettivamente i posti di terapia intensiva in regione, quelli attivi, perché un conto sono quelli messi sulla carta che in realtà poi per fortuna, perché dobbiamo dire ovviamente per fortuna, non abbiamo mai attivato. Il problema è capire però quanti effettivamente fossero quelli attivabili, cioè quelli con copertura di personale. Tant'è che c'è un passaggio anche nella risposta che mi aveva dato l'assessore Riccardi in aula, dove lui dice che questi posti sono già attivi o attivabili in 24-48 ore. Tant'è che c'era preoccupazione perché comunque noi eravamo quasi al 98% di coperture rispetto ai posti che erano stati attivati in quei giorni, e se ci vogliono dalle 24 alle 48 ore per aprire altre postazioni o comunque per poter usufruire di altre postazioni di terapia intensiva, c'era comunque una preoccupazione. E quindi è ovvio che anche quello che è successo in questi giorni, io avevo fatto un post proprio per indicare anche quelle che sono le persone che entrano effettivamente in terapia intensiva ogni giorno, perché un conto è il dato che viene fornito anche con i comunicati stampa, che poi a seconda, se scendono i titoloni scendono i pazienti in terapia intensiva, quando salgono scende qualcos'altro, magari scendono i reparti Covid, ma non si dice se, o comunque si tende spesso e volentieri a non dire se aumentano, si dà il freddo numero, si va a verificare rispetto al giorno prima quanti erano i posti occupati e si ottiene un numero definitivo. Questo qui ovviamente l'altro giorno è stato un po' eclatante perché dopo l'incontro con i medici anestesisti, con l'assessore Riccardi e l'azienda... Aspetta Cristian, aspetta che ci arriviamo, perché okay. stiamo arrivando ai giorni nostri, quindi No, chiedo... ok. Quindi ritornando a quell'interrogazione, ovviamente non c'era stata di fatto una risposta su quanti effettivamente possono essere i posti che la Regione ha a disposizione qui, perché era stato lasciato tutto, diciamo, abbastanza in generale generico, dicendo che tranquilli, non c'è problema, se avremmo bisogno possiamo attivare fino a 175 posti. E comunque tenete sempre in considerazione che stiamo parlando di posti di terapia intensiva che valgono per tutti i pazienti, non solo per i pazienti Covid, quindi anche quelli che, di cui potremmo avere bisogno ogni giorno a seguito ovviamente di tutte le tipologie che potete immaginare. Va bene, grazie Cristian. Grazie Cristian. Allora torniamo da Andrea. Andrea, arrivando ai giorni nostri, la seconda lettera denuncia dei medici anestesisti. Allora, polemica che sta battendo ancora sulla stampa locale. Differenza tra posti di terapia intensiva, posti di semiterapia intensiva o subintensiva. Allora, io intanto volevo ricollegarmi a quello che diceva Ilaria, perché a seguito del comunicato che ha fatto Ilaria, il responsabile dell'ospedale di Gorizia Monfalcone, il medico responsabile, ha cercato di rassicurare dicendo che la situazione era tutto sotto controllo. In realtà poi il titolo del giornale era "Semi-intensiva Covid, tutti occupati, 14 letti". E all'interno di questo articolo che adesso ho condiviso si diceva che c'erano anche alcuni posti, c'erano anche alcuni pazienti intubati tra queste semi-intensive di Gorizia. Per questo il giorno 6, quindi 2 giorni prima, in qualche maniera, anzi 3 giorni prima che è uscita sulla stampa la lettera
degli anestesisti, e il giorno prima ancora che gli anestesisti mandassero la lettera al presidente Fedriga, che è datata 7 aprile, noi avevamo chiesto un semplicissimo chiarimento, non volevamo fare polemiche né niente. Eravamo preoccupati di leggere che a Gorizia in un reparto di semi-intensiva c'erano anche pazienti tubati, e quindi ci chiedevamo, diciamo da politici, ma anche da profani, diciamo, no? Un chiarimento se a Gorizia venissero ricoverati anche pazienti più gravi, che in qualche maniera potessero rappresentare delle vere e proprie terapie intensive e non subintensive. Naturalmente al comunicato che avevamo fatto in giornata, il 6, non abbiamo ottenuto risposta. Il giorno dopo, il 7, prima ancora appunto noi ancora non conoscevamo la lettera degli anestesisti, abbiamo letto però una lettera che aveva mandato il direttore generale Poggiana ai sindacati, in cui annunciava la sospensione delle ferie, perché questo scriveva lui nella lettera, e cito testualmente: la situazione dei ricoveri ospedalieri in setting assistenziale in ogni setting assistenziale rimane critica. Soprattutto nelle terapie intensive e semi-intensive il tasso di occupazione dei posti letto rimane costantemente vicino al 100%. Tanto è vero che abbiamo dovuto aprire un'ulteriore terapia intensiva Covid di 14 posti letto a Gorizia. Quindi, mentre il giorno prima abbiamo visto la scritta semi-intensiva, il giorno dopo leggiamo su questa lettera ufficiale mandata ai sindacati che quei letti in realtà erano intensiva. Abbiamo informato in qualche maniera anche i colleghi della stampa, per cui noi chiedevamo un chiarimento, ma il chiarimento non era arrivato né il 6 in giornata né il 7, anzi il 7 c'era anche questo. I giornalisti hanno in qualche maniera interpellato il direttore Poggiana, e lui, e il giorno dopo, l'8, quindi, il direttore Poggiana dice che a Gorizia c'è un reparto a geometrie variabili, in qualche maniera, questa è la notizia che esce dal quotidiano locale, in cui ci sono sia posti di intensiva che posti di subintensiva. E quindi in qualche maniera, avendo 3 versioni della cosa, abbiamo fatto un comunicato io e Ilaria dicendosi molto preoccupati, perché non si chiarisce ancora qual è la situazione di Gorizia. E qui il giorno dopo, naturalmente, nessuna risposta da parte dell'assessore, e il giorno dopo l'abbiamo capito perché. Perché arriva la lettera degli anestesisti, in cui parole degli stessi anestesisti dicono che esistono dei reparti di semi-intensiva come già a Palmanova e in questi giorni a Gorizia. Questa è la parola del rappresentante di oltre 350 anestesisti rianimatori della regione, del presidente dell'associazione. Quindi esistono reparti di semi-intensiva che in realtà sono a tutti gli effetti vere terapie intensive gestite da anestesisti rianimatori con pazienti gravi, ventilati rapidamente, tutti intubati. E quindi c'è un effettivo finale sottodimensionamento dei numeri di questi pazienti di terapia intensiva. E quindi lui dice, oggi i veri numeri dicono che i pazienti Covid gravi in terapia intensiva sono ben di più di quanto dichiarati. E quindi in qualche maniera il monitoraggio, che in qualche maniera deve servire per capire anche a che punto, com'è la pressione, no? Sul sistema ospedaliero, anche sulle terapie intensive, in qualche maniera, da quanto ci veniva detto, era sottostimato, e in qualche maniera era una risposta ai 2 comunicati che abbiamo fatto i giorni precedenti, dove anche noi ci eravamo posti in quesito, ma solo uno del mestiere, diciamo, può dare una risposta, e chi meglio di un anestesista rianimatore e del rappresentante dell'associazione anestesisti rianimatori. Questa lettera racchiudeva però questo tema del numero delle terapie intensive, ma anche tantissime altre criticità, che in qualche maniera, di cui in realtà si sta parlando ancora poco oggi, perché non c'è solo un tema di corretto conteggio dei numeri di terapia intensiva, ma come mi sembra, non so se volevi dirlo tu Mauro, ce ne sono anche molti altri.
Tra l'altro in commissione anche Ilaria aveva proprio fatto una domanda all'ultima audizione al direttore centrale, dottoressa. Difatti arrivo lì, Andrea. Volevo chiedere a Ilaria, innanzitutto, chi è la dottoressa Zammaro e che domanda le hai rivolto, perché so che in commissione le hai rivolto una domanda precisa sui pazienti in condizioni critiche. Partiamo da chi è la dottoressa Zammaro. Beh, la dottoressa Zammaro è il direttore centrale della direzione salute ed è colei che sta, insomma, delle persone che sta affiancando ovviamente l'assessore nella pandemia, cioè nella gestione della pandemia. Sì, io ho fatto una domanda precisa perché loro nel corso di questa audizione ci hanno presentato delle slide e a me è balzato subito agli occhi l'alto numero di persone che, diciamo che i decessi che avvenivano non in terapia intensiva ma nei reparti Covid. E da lì, insomma, io intanto anche in questa audizione avevo chiesto di conoscere il numero reale di terapie intensive che abbiamo attive in regione e non ci hanno risposto. E poi ho fatto una domanda ben precisa, alla quale ha risposto la dottoressa Zammaro, chiedendole se fra le persone che sono ricoverate nei reparti Covid, quindi non in terapia intensiva, ci sono delle persone in attesa, cioè se ci sono delle persone che non riescono ad accedere alla terapia intensiva, poiché abbiamo le terapie intensive piene, quindi sono lì in attesa di un posto. E lei mi ha detto assolutamente no, noi la terapia intensiva la garantiamo a chiunque ne abbia bisogno. E vabbè, noi l'abbiamo presa, voglio dire, come risposta, no? Ci preoccupava comunque l'alto numero di decessi avvenuti in questi reparti, però l'abbiamo presa. E invece poi, quando è arrivata questa famosa lettera del 9 aprile, gli anestesisti scrivono chiaramente che il loro tempo e il loro lavoro sono dedicati principalmente a trovare un posto letto per tutti, ad inquadrare rapidamente il problema di ciascuno, ad iniziare le terapie cercando di garantirle a tutte con le risorse disponibili, a dimettere il prima possibile e a riempire immediatamente quei pochi posti liberi con altri pazienti che sono già gravi e sono in lista d'attesa per un letto, un monitor, un ventilatore e un infermiere, forse di terapia intensiva. E quindi un po' siamo rimasti così, no? Cioè, da una parte c'è chi ci dice no, assolutamente noi garantiamo a tutti il posto e dall'altra però leggiamo una cosa diversa e quindi anche qui ribadiamo la nostra domanda è chi dei due ci dice come stanno le cose, perché ma non è perché noi vogliamo inquisire qualcuno, è che sono delle cose importanti che, come dicevo prima, ci vengono richieste e noi vogliamo e dobbiamo dare delle risposte alle persone che ci pongono questi temi. E quindi anche qui appunto la risposta non è stata, cioè è stata diversa da quello che poi gli anestesisti hanno scritto nel loro documento. Vabbè, grazie Ilaria. Difatti adesso riprendiamo il tema con cui ci siamo lasciati con Christian, no? La giunta regionale dice va tutto bene, Madama la Marchesa, siamo primi qua, siamo primi là, insomma non mostrano disagi, non ci sono disagi, stiamo lavorando benissimo, no? Un po' questo refrain dell'auto-incensarsi. Però ti faccio la domanda, perché è importante che le direzioni sanitarie dicessero invece che gli ospedali non riuscivano a gestire tutti questi pazienti Covid? Innanzitutto, l'hanno detto e perché non l'hanno detto se la situazione era diversa da quella che loro si sprecavano a evidenziare, a illustrare e a narrare?
Cristian, il microfono. Lo chiedi a me? Sì. Ma guarda, intanto diciamo una cosa, ci auguriamo ovviamente che i nostri ospedali siano riusciti a gestire al meglio delle possibilità tutti i pazienti che necessitavano poi di un'intubazione, o comunque della rianimazione e della terapia intensiva. Su questo non lo possiamo stabilire noi, perché siamo ancora qui a capire quanti dati sono stati calcolati come terapia intensiva, quanti come semi-intensiva, quanti diciamo poi sono passati anche in pronto soccorso, perché poi nel corso ovviamente degli ultimi mesi abbiamo avuto varie situazioni. Vi ricordate anche quando si parlava di pronto soccorso sovraffollato, di gente che magari rimaneva in reparto invece che raggiungere appunto gli altri reparti proprio per il sovraffollamento. Noi abbiamo avuto anche un'audizione dei vertici dell'azienda sanitaria udinese, dove avevamo sollevato già tutte queste criticità. Infatti c'era qualcuno che nei commenti, poi casomai se c'è spazio potremmo anche rispondere ai commenti. Qualcuno ci diceva: perché non avete detto niente prima? No, noi siamo qui per dire che noi abbiamo detto praticamente in tempo reale le cose sempre, e le abbiamo chieste come risposta, e se i nodi vengono al pettine solo adesso è perché quelle risposte evidentemente o non ci sono state, o qualcuno non ha preso in considerazione quelli che erano anche dei gridi allarmi, non nostri, ma dei professionisti. Il tema, per ritornare alla tua domanda, Mauro, è soprattutto questo: c'è da capire se l'aver, diciamo, interpretato i dati in un certo modo, o aver mandato e fornito i dati al Ministero un altro, possano e come aver inciso su quelle che sono poi state anche le classificazioni nostre. Perché io, come ho detto in terza commissione, quando noi facciamo questo tipo di azioni, o l'abbiamo fatto anche durante il periodo più critico, perché poi l'audizione, Andrea, cos'era? Gennaio, no? Quindi meno male doveva ancora venire fuori la terza ondata di fatto. Noi abbiamo detto solo una cosa al vicepresidente Riccardi: noi quando facciamo questo tipo di azioni è per far capire alle persone che ci sono delle criticità enormi all'interno dei nostri ospedali e bisogna avere i comportamenti conseguenti. Questo è il punto. Io ovviamente tutti quanti noi ci auguriamo di avere una fase calante, e quindi che non ci servono più fino a 86, 90, 100 posti di terapia intensiva, quelli che ad un certo punto sembrava che dovessimo attivare anche in regione, secondo quelli che erano gli andamenti dell'epidemia. E che quindi tutto questo al momento non, diciamo, non serva. Però quello che noi sostenevamo già quest'estate, passata la prima ondata, dove bene o male eravamo anche una delle regioni migliori dal punto di vista della risposta al Covid-19, era proprio di far tesoro degli errori commessi comunque anche in quella prima fase, e cercare di trovare le soluzioni per essere preparati a un'eventuale seconda ondata. Questo ovviamente poi lo possiamo lasciare a tutti i cittadini per capire come mai è stato fatto poco, è stato fatto tanto, c'è stata questa attenzione particolare, non c'è stata per quanto riguarda la seconda ondata. Poi addirittura c'è stata la terza ondata, che è quella da gennaio in poi, e di fatto siamo arrivati anche alla zona rossa in Friuli Venezia Giulia, che poi porta a tutte quelle problematiche legate all'economia, perché tutte le proteste che poi sentiamo anche delle attività produttive, da cosa sono dovute? Dal fatto che aumentavano ovviamente i contagiati, aumentavano i pazienti ricoverati, aumentavano anche i pazienti nelle terapie intensive. Sulla base di questi dati poi veniva anche classificata la nostra regione arancione, rossa, gialla, piuttosto che altro. Quindi è chiaro che se il Ministero, per fare questo tipo, e il governo ovviamente, per fare questo tipo di valutazione si affidava
sui dati che venivano forniti dalla regione, e per questo è importante capire se quei dati sono stati diciamo, forniti in una maniera corretta e quindi effettiva di quella che era la situazione regionale, oppure se c'è stata un'interpretazione da parte di qualcuno differente rispetto a quello che è il mero dato statistico. Va bene, grazie Cristian. Andrea, allora chiudiamo con te. Partiamo da qua, nel senso che ritorniamo al presente e soprattutto con uno sguardo rivolto al futuro. I temi sul tappeto sono chiari: ospedali pieni, una mortalità molto più alta rispetto alla media nazionale nella nostra regione, sofferenza nella gestione ordinaria della sanità. Questo significa ritardo nell'accesso alle visite diagnostiche, specialistiche e agli screening, la sospensione di gran parte degli interventi chirurgici, l'abbandono di percorsi terapeutici e l'allungamento delle liste d'attesa. Da oggi al futuro, Andrea, noi anche il nostro ruolo di politici, consiglieri regionali di opposizione, che strumento, quali azioni dobbiamo e possiamo mettere in campo per affrontare questi che poi sono i temi che ci troveremo di fronte, già ci stiamo trovando di fronte, ma a maggior ragione ci troveremo di fronte quando l'emergenza pandemica, se Dio vuole, ci abbandonerà. Una commissione permanente? Una commissione d'inchiesta? Quali gli strumenti per riuscire a fare luce sulle criticità per migliorare il sistema? Ma io tanto ti posso dire cosa abbiamo fatto adesso. Adesso, a seguito della lettera degli anestesisti, appunto, che non poneva solo il tema dei posti di terapia intensiva, ma come dicevi tu, poneva anche il tema dell'interruzione degli interventi oncologici, che sono stati sospesi e mantenuti solo quelli urgenti, non differibili, ma in realtà sappiamo che anche dalle segnalazioni dei cittadini ci sono grosse criticità anche lì, perché pazienti che magari devono essere operati entro un mese non sanno ancora quando sono operati, e quindi questo può portare, appunto, e bisogna sempre ricordare che ci sono i morti per Covid, ma anche i morti in qualche maniera per una saturazione degli ospedali e quindi per un ritardo nella presa in carico anche di altre patologie, no? O nella diagnosi e nel trattamento di queste altre patologie che contribuiscono ad aumentare la mortalità, e questo lo studio Istat del 5 marzo lo dice molto, molto bene. E poi insomma segnala tutta altra serie di criticità che secondo noi non devono essere sottovalutate, devono essere affrontate tutte, come deve essere affrontata la lettera dei medici di Palmanova, come che denunciano criticità lì, o la lettera degli urologi che parlano proprio degli interventi chirurgici e di possibile aumento della mortalità e della disabilità in questi pazienti. Noi abbiamo insieme con tutta l'opposizione abbiamo fatto due cose. Immediatamente abbiamo chiesto un'audizione dell'associazione degli anestesisti e rianimatori insieme con gli altri sindacati dei medici. Io ricordo che è da fine novembre che chiedevamo l'audizione dei sindacati delle professioni sanitarie e ancora non ci è stato concesso in terza commissione, per cui c'è una censura che impedisce ai commissari, ai consiglieri regionali che lavorano in commissione sanità di poter lavorare, di poter ascoltare questi professionisti. E dopo non dobbiamo stupirci se escono queste lettere quando i professionisti che lavorano in prima linea in qualche maniera non vengono ascoltati, non solo da noi, ma neanche dai vertici della sanità. E quindi abbiamo fatto questa lettera, abbiamo fatto ieri la commissione, non ci è stato concesso di parlare di posti di terapia intensiva o delle criticità sollevate dagli anestesisti rianimatori, e hanno detto che sì, verrà calendarizzata una prossima commissione dove ci confronteremo anche sui posti letto di terapia intensiva, ma non si sa quando, per cui a data da destinarsi. Abbiamo fatto una richiesta d'accesso agli atti come opposizione per sapere chi la racconta giusta, perché dopo il chiarimento dell'incontro che l'assessore Reccardi ha fatto per ascoltare gli anestesisti rianimatori, in realtà da quello che emerge che
non hanno spiegato perché alcuni pazienti non sarebbero registrati nel report giornaliero, e quindi in qualche maniera c'è ancora una diversità di opinione, e questo lo può spiegare solo i numeri, e quindi abbiamo chiesto di poter visionare come consiglieri regionali i report quotidiani sulle terapie intensive e di vedere quello che è stato anche la classificazione sia dell'ospedale di Palmanova che di quello di Gorizia. Tra l'altro, dico, c'è un'anomalia, avevamo i nuovi accessi nelle terapie intensive che nell'ultima settimana stavano calando, dopo aver toccato il tetto degli 86 come numero totale dei pazienti in terapia intensiva. Abbiamo avuto un abbassamento e un ingresso di pazienti in terapia intensiva, di nuovi pazienti, che era sempre molto basso, poteva essere 2-3 pazienti negli ultimi giorni. Abbiamo avuto un picco lunedì di 15 nuovi pazienti in terapia intensiva, facendo dopo un periodo di calo nuovamente aumentare il numero totale di 6 unità. E questo dal nostro punto di vista potrebbe anche essere aver cercato di mettersi a posto, tra virgolette, anche con la classificazione, ma non possiamo dirlo adesso, lo sapremo solamente quando ci verrà risposto all'accesso agli atti che abbiamo fatto. E quindi noi continuiamo con, come ha detto anche il Presidente Federica, la richiesta di trasparenza. Lui dice di essere trasparente, di voler spiegare tutto. Ecco, allora, se questa maggioranza vuole essere trasparente, non ha che da chiamare i sindacati in commissione, da rispondere alle richieste di accesso agli atti e da rispondere anche all'interrogazione che oggi o al più tardi domani depositeremo, proprio per ricostruire un po' quello che è stata la dinamica degli approfondimenti che abbiamo fatto, e mettere proprio nero su bianco anche le domande sulla classificazione e se è vero che questi pazienti gravi non sono stati conteggiati nel report giornaliero che la Regione manda a livello nazionale. Questo sarebbe una cosa molto grave, e abbiamo già detto, sia noi che anche la nostra parlamentare, che anche la Sabrina De Carlo e Luca Sud, che hanno presentato un'interrogazione a livello parlamentare, entrambi, la nostra linea è che se qualcuno in qualche maniera non ha presentato i numeri giusti, la prima cosa che dovrebbe fare è dimettersi, perché non è corretto, non è giusto neanche, però adesso prima cercheremo di fare gli opportuni approfondimenti, speriamo che ci venga risposto quanto prima anche alla nostra interrogazione, dopodiché diciamo, Mauro, tutte le strade sono aperte. Noi crediamo che su questa cosa bisogna fare chiarezza, perché c'è un discredito un po' delle istituzioni, no? Un'opacità, un picco di ricoveri che non si spiega, e noi crediamo che davanti alle criticità bisogna affrontarle e non buttarle sotto il tappeto, perché prima Christian diceva meno male che non abbiamo attivato i posti di terapia intensiva, ma io dico, se eravamo al 100% di occupazione dovevamo attivarle, e se non riuscivamo a attivarle in qualche maniera dovevamo, come dicono gli animatori, chiedere aiuto alle altre regioni, perché nella prima ondata noi abbiamo accolto pazienti aiutando chi in qualche maniera era in difficoltà. Adesso che noi abbiamo un'occupazione importante delle terapie intensive, dovevamo chiedere aiuto alle altre regioni proprio per cercare di non bloccare gli interventi oncologici e per cercare di rispondere al meglio ai cittadini di Friuli Giulia che hanno bisogno. Per cui diciamo che è un'evoluzione un po', per il momento non ci hanno dato nessuna risposta, vediamo che in qualche maniera qualcosa sta cambiando all'interno del sistema, speriamo che si faccia luce su questi numeri e su questi dati il prima possibile. Va bene, grazie Andrea. Io finirei qui la diretta Facebook, naturalmente con una promessa a tutti coloro che ci seguono e seguono la nostra pagina regionale, cioè che nel momento, come diceva Andrea, nel momento in cui noi avremo degli aggiornamenti su questa situazione, ci mettiamo un attimo a ragguagliare chi ci segue con i nuovi dati e prospettando la nuova e diciamo illustrando la nuova situazione. Noi come gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle continuiamo a lavorare nelle istituzioni, non ci passa neanche per l'anticamera del cervello di fare un uso politico di questa emergenza. Vorrei ricordare, come ha fatto Christian,
che c'è qualcuno che è sceso in piazza cavalcando la rabbia di alcune categorie. A noi interessa fare luce sulle criticità, non per usare, ripeto, politicamente quelle criticità, ma semplicemente per migliorare il sistema e non farci trovare impreparati di fronte ad altre eventuali criticità. La sanità in Friuli Venezia Giulia, lo voglio ricordare a chiunque ancora non lo sappia, e purtroppo sono molti, è un tema sul quale la Regione Friuli Venezia Giulia legifera per organizzare la propria sanità e inoltre lo paga, nel senso che i cittadini del Friuli Venezia Giulia pagano la sanità del Friuli Venezia Giulia. I 3/5 del bilancio regionale sono dedicati a far funzionare il sistema sanitario. Questo richiede grandissima responsabilità da parte naturalmente degli amministratori, che sono una giunta, ma anche e soprattutto delle forze politiche presenti in Consiglio regionale, che hanno il compito, come credo sia quello che noi stiamo svolgendo, di controllare se questi soldi vengono spesi correttamente, di controllare se il sistema funziona e di alzare la mano qualora ci siano delle istanze che ci dicono che il sistema non sta funzionando. Comunque la promessa è questa a chi ci segue, che non appena avremo aggiornamenti sull'emergenza Covid faremo un'altra diretta Facebook per raccontarvi quello direttamente dal Consiglio regionale come oggi, quello che sta accadendo. Un saluto a tutti e una buona giornata. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti.